Salve e benvenuti su Hotspot Italy. Oggi ci troviamo a Soave e andremo a fare un percorso che parte da Porta Verona e arriva fino al Borgo Bassano. Percorso fattibile da famiglie, bambini. L'importante è avere scarpe comode da tennis oppure anche le classiche scarpe sportive da trekking. Si inizia da via Roma con una piccola pendenza. Per arrivare in piazza Antenna si prende sulla destra e si inizia la strada con i ciottoli. Qui bisogna stare attenti, specialmente d'inverno, che potrebbero diventare molto scivolosi. Sulla destra possiamo vedere la biblioteca comunale. Sempre sulla destra possiamo vedere anche la chiesa dei Domenicani. Qui sulla sinistra potete notare che ci sono dei bagni pubblici gratuiti, mi sembra. Non sono entrato, però di solito sono aperti, quasi sempre aperti. Poi qui al bivio bisogna prendere a sinistra e qui iniziano dei gradoni, per cui ritengo che sia difficile sia salire che scendere coi passeggini. Qui a un certo punto, dove sono entrati i signori, c'è un'apertura d'accesso al Parco Zanella e qui vi rimando al video che ho fatto del parco. Da qui si può riscendere e tornare all'entrata del parco.
La camminata continua con una leggera salita e sempre con questo ciottolo da calpestare. Questo tratto di camminata è anche illuminato per la sera, per cui si può anche percorrerlo di sera. Infatti da qui si può già vedere un buon panorama. Qui si va a sinistra perché a destra si va alla casa del guardiano del castello e camminando ancora per pochi metri si arriva proprio all'entrata per i visitatori. Mentre attraversando questa apertura si va nel piazzale davanti al castello. Questo è l'ingresso per visitare il castello invece. Questo invece è il piazzale davanti dove c'è il ponte levatoio e l'entrata, diciamo, ufficiale del castello. E qui sulla sinistra troviamo anche il parcheggio. Parcheggio completamente gratuito, ma mi raccomando fate attenzione agli orari perché c'è una catena che viene emessa negli orari di chiusura e la vostra auto potrebbe rimanere intrappolata all'interno. Da qui poi si scende tramite la strada principale fino a Borgo Bassano, che lo possiamo già vedere a livello panoramico. In questo tratto bisogna stare attenti un po' alle auto e ai numerosi pullman che arrivano fino su al castello. Da qui si può ammirare il panorama del Borgo Bassano e di tutta la Val Tramigna.
Consiglio a tutti di fare il percorso in questo senso, proprio perché per evitare di fare la via ciotolata in discesa, perché potrebbe diventare molto pericolosa. Qui sulla destra potete trovare il sentiero dei Capitelli, anzi l'arrivo del sentiero dei Capitelli, perché parte dalla Val Pulsara e viene fino a qui. Ormai siamo giunti alla fine di questa camminata e vi ricordo che se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, perché ho intenzione di portare
altre camminate o altri walking. E mi raccomando, per supportare il canale lascia un like.